E rieccoci qui al nostro appuntamento goloso. Oggi vi preparo un capoliato. Ma che cos'è un capoliato? Allora, facciamo una precisazione perché anche in Sicilia in tanti hanno le idee confuse. Il capoliato viene dal verbo siciliano capuliare, che significa tagliare finemente qualcosa, qualsiasi cosa, mettetemi l'untezza. Faccio questa precisazione per alcuni amici siciliani che sono convinti che il capoliato è solo ed esclusivamente di pomodoro. Non è così. La confusione dove nasce? Nasce dal fatto che questo piatto che vi presento oggi, che è un piatto tipico di Vittoria, nel Ragusano, posto meraviglioso della Sicilia, che io ovviamente vi consiglio di andare a visitare, hanno creato questo piatto con il pomodoro tagliato in maniera molto fine al coltello e lo chiamano capoliato. Potevano chiamarlo pezzo di pomodoro, pinuccio, pasqualino, ma siccome il verbo capoliare è tagliare finemente, è capoliato di pomodoro. Ma per esempio a Palermo capoliato è pure quello di carne, il famoso tritato di carne, in dialetto viene chiamato capoliato, quindi non è giusto l'uno e non è sbagliato l'altro, sono entrambi corretti. Mettetevi l'untesa, pigliatevi un dizionario e voi acciccare, perché questo non l'ho inventato io, ma basta leggermente informarsi. Detto ciò, adesso presentiamo immediatamente questa meravigliosa ricetta. È un piatto straordinario, polivalente, lo potete usare per fare moltissime ricette, per esempio condire un piatto di pasta oppure una bruschetta, ma perché no, farcire anche un bel pesce prima di infilarlo al forno. Insomma, è una di quelle pietanze veramente molto golose e ricche che profuma di Sicilia. Andiamo a presentare subito gli ingredienti. Con del basilico fresco, origano fresco, che volendo potete anche sostituire con dell'origano secco, a seguire aglio rosso di Nubia, ovviamente il pomodoro secco, del peperoncino, se avete quello fresco è meglio, io sto usando quello secco perché non ne ho più, poi olio extravergine di oliva, busiate fresche fatte a mano. Presentati gli ingredienti, iniziamo subito a fare questa ricetta. È una ricetta velocissima, buonissima, veramente semplice da fare, ma che una volta assaggiata non ne potrete fare più a meno. La prima cosa che andremo a fare è lavorare i pomodorini secchi, o pomodori secchi, scusatemi, non i pomodorini. La si può fare pure, ma io ho pomodoro secco. Pomodoro secco, questo ovviamente è homemade, prodotto da me durante l'estate, per cui chi ha la fortuna di poterselo accaparrare ben venga, altrimenti prendete tranquillamente quello che trovate. In Sicilia ce n'è tantissimo, tutto di ottima qualità, quindi non c'è nessunissimo tipo di problema. Cosa dobbiamo fare? Prendete il pomodoro secco e la prima cosa che dovete fare è sciacquarli in acqua fredda corrente, mi raccomando. Questo servirà a togliere qualche impurità dal pomodoro e ad eliminare il grosso del sale, perché in questo momento è parecchio salato. Dopo che l'abbiamo sciacquato lo andiamo ad inserire all'interno di un piatto o di un contenitore pieno d'acqua fredda, deve essere totalmente sommerso in acqua fredda. Lasciamolo così, totalmente sommerso, per almeno un'ora. È trascorso un'ora, adesso su un tagliere mettete del semplice Scottex i pomodori appena usciti dall'acqua fredda. Li tamponiamo per bene. Perfetto! Adesso vi do una chicca. Volendo i pomodori secchi, potete anche utilizzarli e conservarli sott'olio. In maniera molto ma molto semplice. Vi do questa piccola chicca nel frattempo che si finiscono di asciugare per bene i pomodori. Allora, una volta asciutti, quindi asciutti veramente bene con la carta assorbente, in un contenitore andate ad inserire un po' di olio extravergine di oliva, ma richiddo buono, chiddo serio, mi raccomando, non quello del supermercato. E all'interno lo andate ad aromatizzare come più vi piace. Io ad esempio inserirò dei siciliani sotto sale, li vado a sciacquare in abbondante acqua fredda, elimino tutto il sale, quindi così il cappero avrà quel suo bel sapore naturale. Adesso vi faccio vedere come li preparo. All'interno foglioline di origano, i capperi che ho appena dissalato e inizio a mettere a strati il pomodoro che ho ben asciugato. Ancora un po' d'olio extravergine a coprire e di nuovo un po' di origano, altri capperi e ancora un po' di pomodoro. Fate qualche piccola pressione in maniera tale che l'olio vada un po' dappertutto. Coperchio e lo andiamo a mettere in frigorifero. Lo lasciate in frigorifero per almeno 24 ore prima di consumarlo. Dopodiché si conserva tranquillamente in frigorifero, volendo anche qualche mese.
ma l'importante è sempre che siano coperti da uno strato di olio extravergine d'oliva. Adesso andiamo a preparare un capoliato di pomodoro per tagliato finemente, quindi un buon coltello perché va tagliando il pomodoro secco e l'origano fresco. Questa qui è la consistenza giusta. Lo teniamo da parte e mi vado a tagliare secco, come vi dicevo, se l'avete fresco è anche meglio, ma io non ce l'ho e utilizzo questo e lo unisco al capoliato basilico e andiamo a tagliare anch'esso al coltello in maniera molto fine, piccolo piccolo, nico 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 nico. Tagliato il basilico lo inseriamo qua accanto al capoliato. Spicchietto d'aglio andremo a tagliare molto molto finemente ed eccolo qua e lo mettiamo qui. Una volta che abbiamo preparato tutti gli ingredienti li andiamo ad amalgamare. Ok, praticamente la ricetta è così finita. Adesso trasferite tutti gli ingredienti all'interno di una ciotolina, inseriamo l'olio extravergine di oliva, con un cucchiaio mescoliamo per bene ed eccolo qua, pronto per essere un condimento meraviglioso. Adesso vado a portare ad ebollizione un tegamino d'acqua e vado a mettere giù le nostre bellissime busiate fresche. Ovviamente vi ricordo che il video delle busiate fresche fatte in casa lo trovate nel mio canale, ma senza starvi lì a sbattere. Andate nella descrizione di questo video, sotto troverete il link che vi proietterà direttamente nel video integrale con ricettario scritto delle busiate trapanesi fatte. Adesso mi va a calare la pasta e poi vi faccio abire socconi esci. Pasta cotta, mettiamo dentro, mi raccomando al dente, che goccio di acqua di cottura, mescoliamo per bene. Mamma mia, stanno uscendo fuori tutti i profumi, tutti, è un qualche cosa di indescrivibile. E possiamo impiattare. Io termino con un po' di formaggio caciocavallo grattugiato messo sopra, un germoglietto di origano, così.